23% della tassazione sulle rendite finanziarie, l'Italia non può averla al 12,50%. Perché se abbiamo bisogno di avere delle entrate, non possiamo decidere semplicemente che il modo migliore è fare uno scudo fiscale. Tra l'altro uno scudo fiscale nel quale chi faceva rientrare i soldi pagava il 5% di sanzione contro la media europea del 44%. Perché non è che lo scudo fiscale se l'ha inventato Tremonti, l'hanno fatto anche altri stati europei, ma l'hanno fatto in modo che chi tornava con il capitale pagava almeno il 40% di sanzione. Noi a questi qui gli abbiamo fatto pagare il 5%. Capite che di fronte a tutto questo una proposta concreta ce l'abbiamo, dobbiamo comunicarla, dobbiamo sicuramente tornare ad intercettare quelli che stanno fuori dal nostro mondo, e quella è la sfida coraggiosa. Dopodiché ne parleremo, ci sono dei temi sui quali il Partito Democratico deve darsi un'identità, cioè devono capire perché votano noi. E allora 2 passaggi fondamentali, secondo me, lo dico molto sinteticamente. Se il Partito Democratico non smette di pensare, o meglio, di cadere nell'equivoco di essere il compromesso permanente tra 2 storie diverse e rifiutarsi di diventare una storia nuova, rischia di perdere credibilità. E questo è un primo passaggio fondamentale. E come ti dai quell'identità? Seconda cosa, io penso che l'unico modo è farlo con delle scelte quotidiane. Il Partito Democratico si dà un'identità se fa una scelta concreta in termini di lavoro, sia dal punto di vista degli imprenditori, piccoli, grandi, sia dal punto di vista dei lavoratori. Siamo per l'acqua pubblica o per quella privata? Siamo per il nucleare oppure non siamo per il nucleare? Siamo per la vivisezione oppure non siamo per la vivisezione? Quando fai queste scelte quotidiane e inizi a farle in modo netto, chiaro, e la tua dirigenza rispetta la disciplina di chi deve parlare e di chi invece deve in questo momento star zitto, sarà molto più chiaro perché devono votare da noi. E questo sarà, come dire, il punto di partenza per quella sfida, che sia una campagna elettorale oppure no, che ci aspetta.